chiamano le stanze della droga, questa alla quale si fa riferimento è stata scoperta a San Cristoforo dalla polizia. Buongiorno e benvenuti a questo Focus. Oggi ci occupiamo di emergenza crack, un'emergenza che colpisce soprattutto e sempre di più i giovanissimi, ma non solo, e che vede anche in prima linea tante componenti per cercare di intensificare la rete di interventi per la riduzione del danno per chi è caduto nel tunnel della dipendenza da droghe. Cercheremo di capirne di più e di capire anche che cosa si sta facendo, e per questo vi presento subito i nostri ospiti di oggi, che sono Mauro Mangano, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Musco di Catania. Grazie per essere con noi. Lei ha un osservatorio particolare, i giovani, e quindi ci chiarirà e ci dirà cosa osservate, cosa rilevate. Il dottore Fabio Brogna, che è il direttore dell'unità operativa complessa dipendenze patologiche dell'ASP di Catania, ma nonché anche responsabile della rete regionale diffusa delle dipendenze. Grazie per essere con noi, dottore Brogna, questo pomeriggio. Grazie a lei, dottoressa. Bene, grazie a lei, dottoressa. Grazie. E Francesca Di Giorgio, che è del centro Astalli di Catania. Con lei apriremo anche la pagina che riguarda gli stranieri, perché voi da sempre vi occupate appunto di rifugiati, li assistete, li accompagnate, li accogliete. E grazie anche a Pino Fuseri. Grazie per essere con noi questo pomeriggio, perché il responsabile della comunità Cenacolo Cristo Re, e quindi chi più di lui anche ha diretto contatto con chi cerca una via per uscire fuori dalla dipendenza. Partirei subito da lei, dottore Brogna, perché appunto parlavamo di questa rete regionale diffusa sulle dipendenze che sta per partire. Fa riferimento alla legge regionale sulle dipendenze, che è la 26, e chiedo a lei di che cosa si tratta, magari ci può spiegare appunto nel dettaglio. Sì, praticamente la rete RED, l'acronimo è questo: rete regionale diffusa sulle dipendenze patologiche, come bene ha detto lei, è diciamo prevista dalla legge regionale 26 del 2024. È una rete ad ampio respiro, dove tutte praticamente quelle che sono le realtà territoriali che hanno a che fare con le dipendenze patologiche, sia a livello diciamo professionale, cioè coloro che hanno nel loro mandato il mandato quello di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, sia tutti gli altri, cioè anche i cittadini. Quindi sono coinvolte nella rete RED, le dico, le università, gli ordini sanitari, il terzo settore, tante associazioni. Perché? Perché debbono contribuire insieme a delle proposte, a degli studi, a un'analisi per quello che riguarda diciamo, le attività da portare sul territorio e da segnalare al Tarcopad, perché noi parliamo della rete RED, che è diciamo, l'ultimo anello della catena. Poi abbiamo il Tarcopad, che è il tavolo regionale sulle dipendenze patologiche, dove praticamente vi sono le istituzioni e dove si prendono poi le decisioni per attivare nuovi servizi sul territorio. L'ASP di Catania proprio in questi giorni insomma, ha attivato la rete RED, quindi prima con una manifestazione di interesse a cui hanno aderito diciamo, gli attori coinvolti, e poi diciamo, ha deliberato, così si dice, la rete, e lunedì 26 ci sarà un primo incontro con tutti gli attori coinvolti nella rete. Ecco, a questo punto io chiedo l'intervento di Pino Fusari, perché credo che lei in qualità di responsabile della comunità fa parte di questa rete. Deve attivare l'audio perché non la sentiamo.
Sì, avevo spento il Perfetto. microfono, sì. Allora, ne facciamo parte come ente del terzo settore, come comunità terapeutico-riabilitativa. Anche questo è un punto d'arrivo importante, però non è l'unico punto d'arrivo, nel senso che sentir parlare di RED dopo 3 anni e con una legge che è passata, no? Con una legge che proprio negli incontri vedeva presenti noi tutti, anche il dottore Brogna, quel famoso luglio di 2 anni fa, è veramente un sogno che si realizza per certi aspetti. Chiaramente dobbiamo aprire gli occhi perché non è risolto tutto, anzi bisogna continuare su questa falsariga, nel senso che la legge è come se avesse dato, diciamo, garantito alcuni servizi. Ecco perché, per esempio, magari ne parlerà poi il dottore Brogna, abbiamo già in Sicilia attivi 2 CPA, cominciamo a ragionare anche sul territorio, cioè cominciamo ad ascoltare un po' quello che ci dice il territorio, però dobbiamo riuscire anche ad andare oltre. Per esempio, io colgo con molto favore un altro incontro che ci sarà il 29 di ottobre, di cui magari parlerà Ne parleremo, sì, poi ne parleremo. Esatto, esatto. Questo aspetto qui è importante, cioè nel senso che dobbiamo sempre stare con un orecchio ben aperto per ascoltare un po' quello che viene dal territorio e cominciare invece a lavorare su qualcosa di nuovo. Oggi poter dire che ci sono 2 CPA, non so quello di Messina, ma che ci sono 2 CPA aperti che accolgono già una decina di persone ciascuno è già una bella soddisfazione. Per quanto ci riguarda noi cittadini o noi comunque addetti del settore o comunque enti del terzo settore, questo qui è una gran bella E soddisfazione. allora, a proposito di ascolto del territorio, Francesca Di Giorgio, voi nella quotidianità da sempre siete attenti a quelle che sono le istanze del territorio, con un occhio ovviamente agli stranieri e ai rifugiati. Ecco, su questo versante, quindi versante appunto delle dipendenze, lo abbiamo visto anche nel video, nella nostra copertina, ce ne sono anche, purtroppo sono tanti giovani stranieri che poi cadono nella rete, sia come pusher, sia come appunto assuntori poi abituali. Esatto, cerchiamo di essere insomma partecipi e attivi. Le problematiche sono molte, anche perché quando si parla di stranieri spesso si parla di persone irregolari sul territorio, ma mi permetto di dire ancora irregolari sul territorio, perché un errore che si fa sempre è pensare alla persona irregolare sempre e solo come la persona che non ha e non avrà mai documenti, quindi che dovrebbe ritornare nel suo paese di origine. In realtà moltissimi irregolari sono ancora irregolari perché magari devono svolgere delle pratiche burocratiche o anche perché magari vittime di un disagio o di una problematica non hanno ancora avuto la forza, la modalità di approcciarsi a questo percorso. Per quanto riguarda le dipendenze, questo per noi è un gran problema, perché dopo l'osservazione del territorio, l'ascolto, l'azione manca. Perché manca? Perché spesso ci troviamo a che fare con delle realtà che giustamente, tra virgolette, hanno bisogno dei documenti. Hanno bisogno dei documenti e quindi della residenza, della tessera sanitaria, eccetera. Proprio per quanto riguarda il SERT, per esempio, ovviamente l'accesso sappiamo tutti che tramite il codice STP, che è straniero temporaneamente presente, è una cosa alla quale si può accedere. Il problema è che questo STP scade ogni 6 mesi e nel lasso di tempo spesso i ragazzi non riescono ad essere, diciamo, a continuare le cure. C'è anche da dire che il SERT funziona perfettamente, ma con persone che vengono accompagnate da qualcuno, che vivono in una comunità o vivono in famiglia. I ragazzi per strada sono in difficoltà spesso per come è organizzato. Certo. Quindi queste sono le nostre problematiche nel cercare di ridurre il danno. Ho capito, e quindi di fatto poi restano comunque situazioni non risolte, nel senso che questi giovani poi non riescono a trovare una collocazione o comunque... Sì. Alcuni sì, mio malgrado purtroppo devo dire di sì, perché con alcuni siamo riusciti anche tramite il nostro sportello legale, ma anche il territorio, noi lavoriamo molto in rete diciamo, a creare dei percorsi
però c'è qualcuno che è tagliato fuori, e secondo me tutto ciò che dobbiamo fare in primo luogo noi, ma le istituzioni, è proprio pensare a chi viene tagliato fuori, non a chi magari è già Certo, fortunatamente appunto. accompagnato. Quello è il nostro, Certo, diciamo, assolutamente. scopo. A questo punto lei è un preside, no? Io sono antica, la chiamo preside. È una scuola a Librino, una scuola tantissimi alunni, dai piccoli ai grandi. Sì. Quindi qual è l'esperienza che voi fate invece quando, per esempio, vi accorgete di una situazione di disagio che poi si trasforma anche in qualcos'altro, di un alunno o di un ragazzo o di una ragazza? Sì, devo dire che la nostra esperienza ha due volti, uno molto positivo di cui dico fine così finiamo meglio, uno che il primo volto, quello diciamo del problema, ci dice che oggi i ragazzi sono veramente dei mondi molto diversi l'uno dall'altro, cioè anche diciamo, la definizione di dipendenze o diciamo, l'assunzione di sostanze ha aspetti molto diversi, perché per esempio è vero che la diffusione del crack riguarda non solo i giovani, è terribile, ma ci sono molti ragazzi che per esempio assumono sostanze che incidono sulla loro psiche, sul loro sistema, che sono di tipo farmacologico, per esempio. Certo. Il famoso fentanyl, ma non è affatto l'unico, perché un po' perché se ne parla molto, un po' perché è cambiato l'accesso dei giovani e degli adolescenti al mondo delle droghe, diciamo così. Cioè, il dark web, ne citiamo una tanto la facilità di reperire i più svariati tipi di sostanze psicoattive, diciamo così, li rende in base alle loro, diciamo, attitudini, alle frequentazioni, al tipo di gruppi in cui vivono, diciamo, più pronti all'uno o all'altro tipo di sostanze. Quindi noi da un lato riscontriamo una grandissima, come dire, differenziazione, ecco, questo, per cui ogni ragazzo ha spesso delle situazioni molto specifiche, e quello che è veramente fin troppo semplice comprendere è che c'è qualcosa sempre dietro, naturalmente, cioè non si inizia per caso ad essere dipendenti, ad assumere sostanze, e questa è la parte invece che voglio dire che ha anche un aspetto positivo, nel senso che noi abbiamo la scuola cosa può fare, ecco, in questo senso, no? Quando capisce... perché noi abbiamo la felice possibilità di avere nel nostro istituto questi 3 indirizzi, che sono un artistico, musicale e un coreutico. Sono indirizzi di studio a cui i ragazzi accedono quando hanno delle motivazioni molto precise, hanno delle vocazioni anche molto precise e delle passioni, per cui i nostri ragazzi musicisti che adesso hanno lasciato a scuola a fare le prove, o i ballerini che passano la loro giornata col desiderio di continuare a lavorare il più possibile nella ora danza. Ecco, sono ragazzi che difficilmente entrano per esempio in un mondo di dipendenza. Però può anche accadere. Assolutamente può anche accadere, sì, assolutamente perché sì. Purtroppo la cronaca ci racconta anche, no? Assolutamente, e quando accade proprio la leva delle loro motivazioni è quello che davvero meglio di tutti gli permette di uscire, perché è la prospettiva del futuro e come posso dire, di una vita appagante, che è quello che lavora su di loro, dentro di loro, per come dire, porre un'alternativa. La dipendenza o la sostanza. Ma voi per esempio avete richieste, per esempio ragazzi mi chiedono mi aiuti, per esempio, o comunque sono in una situazione insomma difficile, complicata, perché a volte poi ci sono dinamiche anche tra giovani, no? Che diventano anche pesanti, magari una fragilità di un ragazzo viene presa come no? Viene utilizzato, che ne so, per acquistare, sto facendo una banalità, però in realtà è quello che poi accade, viene per esempio utilizzato per acquistare droga, per il gruppo, quindi allora devo dire voi che, ne avete, ecco, diciamo, intercettate anche devo queste... dire che per fortuna dei casi veramente gravi ne abbiamo avuto pochi, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del ragazzo che rischia di entrare, diciamo così, in un giro che diventa anche un giro poi di malavita, di criminalità, eccetera. Quello che ci capita è una richiesta di aiuto di ragazzi che cercano risposte e che a volte le trovano anche. Ci sono alcune fasi, per esempio molto spesso c'è una fase che è l'isolamento del ragazzo, la solitudine è molto spesso un prodromo poi alla ricerca di sostanze che compensano diciamo così, ecco, queste appunto. risposte che mancano. E quando ci capita, perché appunto ci capita che i ragazzi ci chiedano ascolto, a volte ci capita per esempio che i ragazzi chiedono, a scuola almeno, un ascolto perché abbiamo una grande difficoltà a trovare adulti che ascoltano.
nei contesti in cui una volta accadeva, che sono le famiglie, che sono Certo, quindi i anche contesti di quello di adulti incide. qualificati. E questo veramente dell'ascolto, qualcuno a cui dire, perché poi il ragazzo sa Certo, qual è la assolutamente. cosa da fare, ma ha voglia che qualcuno lo aiuti a scegliere la cosa giusta. E molto spesso noi adulti siamo molto distratti, siamo molto bravi a giudicare o a volte addirittura a temere. C'è un atteggiamento in cui tante volte gli adulti quasi quasi facciamo parte di quelli impauriti da questi giovani, quando in realtà magari sembrano pericolosi, ma la verità è che sono molto fragili. Molto fragili, dietro queste fragilità ci sono tante storie, tante anche vicende familiari molto pesanti. Dottore Brogna, a proposito dei centri di prima accoglienza, fanno parte di questa RED, credo siano inseriti, ne faceva riferimento il dottore Fusari, ma sono partiti a luglio, credo, a Catania, ne è stato aperto uno. Come sta funzionando? Sì, a luglio di quest'anno come sta sono funzionando? funzionanti. Sì, come sta No, funzionando? io prima volevo fare questa considerazione con i colleghi, tutti. Stiamo facendo un'anticipazione della rete quindi in anteprima diffusa. Siamo tutte le istituzioni messe assieme che parliamo del problema, che è ingravescente. Ma io, ad essere onesto, dottoressa, mai come negli ultimi 3 anni ho visto cambiamenti che non sono avvenuti, anzi, negli ultimi 30 anni. Certo. Perché effettivamente questa legge voluta dall'assessorato alla salute, che coinvolge tutte le ASP, che coinvolge tutto il mondo legato alle dipendenze patologiche, diciamo che è rivoluzionaria. La nostra direzione strategica ha spinto tantissimo. Il nostro direttore generale, il dottor Giuseppe Lagangasensio, insomma, notte e giorno ci stimola a portare avanti tutte le iniziative, che sono tante. E guardi già cosa l'ASP di Catania ha portato in essere. Ha avviato il CPA. Non è diciamo roba da poco, perché è un centro residenziale con ben 24 operatori, quindi dove pubblico gratuito, dove i soggetti, quindi con fasi diciamo acute di dipendenza, vengono ricoverati per 30 giorni con proroga fino ad altri 15 giorni, prima poi di ritornare ai SERT o di essere avviati a dei percorsi in comunità terapeutica. Ma questa legge cosa prevede anche? Oltre al CPA, che già ormai sul territorio le assicuro è conosciuto, le richieste arrivano anche da altre ASP e stiamo ricoverando anche utenti di altre ASP siciliane. È prevista per esempio un'attività intensa nelle carceri. Bisogna avviare delle equip integrate multiprofessionali all'interno delle carceri, sia per adulti che per minori. Sì, anche perché bisogna avviare delle unità di strada. L'ASP di Catania ha già acquistato 2 unità mobili che andranno sul territorio appunto ad andare a intercettare questi soggetti. Appunto, quindi questi sono provvedimenti concreti che poi di fatto rendono anche fruibile cioè la rete, ce la rendono diciamo meno organizzativa ma più invece esecutiva. A proposito di questo, chiedevo a Pino Fusari se le arrivano nella vostra comunità appunto chi viene dal CPA, poi le è capitato, insomma, la sua esperienza? Sì, sta capitando con Palermo più frequentemente, perché loro sono già da più tempo a regime, ma già qualche contatto per eventuali progressi in comunità l'abbiamo avuto anche con Catania. Consideri però che noi abbiamo una lista d'attesa e delle volte la lista d'attesa taglia un po' le speranze e la possibilità di inserimento. Alcuni casi sono da inserimento immediato, il più immediato possibile, quindi siamo un po' limitati. Se posso io vorrei aggiungere qualcosa a quello che diceva il dottore Brogna. Sì, prego. Perché in questo senso la legge veramente, io dico, dovremmo essere soddisfatti un po' tutti per questa base di discussione nuova che ci dà. 3 anni fa ce lo sognavamo, 3 anni fa eravamo veramente messi malissimo. Ora però c'è da fare un qualcos'altro, io insisto, perché secondo me l'ente locale, il Comune di Catania, deve uscire un po' dal silenzio. Il Comune di Catania deve cominciare un po' a rendersi
come dire, intanto informarsi e capire un po' quello che sta succedendo in città, perché è una situazione troppo grave. Quello che si è detto, quello che hanno detto i colleghi, quello che ha detto anche chi si occupa di immigrati, ma anche chi si occupa di scuola e chi si occupa di o vive comunque professionalmente i quartieri. Qui il problema è che tutti quelli che sono veramente messi all'angolo, fra questi sicuramente c'è una quota di persone che si farà adescare o nello spaccio o comunque nell'uso, e questa faccenda qui non può continuare. Noi non possiamo soltanto come sanità o come volontariato occuparci di questo, abbiamo bisogno che l'ente locale cominci a interessarsi. È una cosa comune, normale, accade in tutte le province, accade in tutte le grosse città, e Catania è una grossa città. Catania purtroppo è una grossa città anche quando si parla di spaccio, quindi non vedo perché il comune non debba cominciare, e plaudo all'iniziativa del 29, dove finalmente la dottoressa Leonardi, capo servizio dei servizi sociali, comincia un po' a metterci la faccia, ovviamente come comune. Lei ci spoilerà una cosa di cui volevamo parlare con Francesca Di Giorgio, perché fa parte di questa, parteciperà a questo seminario che si intitola Servizi a bassa soglia. Qual è la difficoltà di questi servizi a bassa soglia e soprattutto di cosa stiamo parlando? Sì, no, mi fa piacere insomma che qualcun altro ne parli. Poi io volevo fare una domanda, in realtà, se era possibile, magari dopo. Sì, intanto chiudiamo Allora, questo e poi sì, la fa ok, tranquillamente. per quanto riguarda questo seminario, noi facciamo parte di una rete che si chiama Rete in Strada, Movimento Rete in Strada, della quale facciamo parte molte associazioni, ma anche molti insomma, cittadini. Abbiamo iniziato un dialogo, a volte un po' turbolento, ma sempre rispettoso e collaborativo con le istituzioni, per affrontare una problematica che inizialmente era quello del dormitorio, che ancora è quella del dormitorio, che ancora Certo, quella sappiamo diciamo è un capitolo anche quello da Esatto. affrontare. Ma che è strettamente legato con questo discorso, Certo. perché una persona che non ha un letto, che non ha una dignità, un posto dove dormire, non può, diciamo, pensare di uscire fuori da una dipendenza. Certo. E mi permetto anche di dire, una persona che vive in strada non ha la serenità e neanche la modalità di tenere con sé dei farmaci, di la sicurezza anche, Certo, perché come abbiamo certo. detto fortunata prima, in maniera correttissima, i farmaci sono un'altra delle minacce per le persone insomma vittime quindi è tutto molto collegato. Allora cosa abbiamo cercato di fare, anche parlando con la dottoressa Leonardi eccetera? Abbiamo organizzato questo seminario, che vuole essere un po' una tavola rotonda dove, alla quale sono invitati delle personalità, posso fare alcuni nomi: Leopoldo Grosso, Michela Mazza, Caterina Sacchi dei servizi sociali di Parma, diciamo abbiamo anche Mary Bastini di Bologna, che parleranno un po' del successo dei servizi a bassa soglia nelle loro città, e quindi dimostreranno che questa cosa si può fare. Benissimo. Catania non ha un servizio a bassa soglia, E quindi anche la seconda quella è una parte richiesta. Io purtroppo mi sarà devo una fermare un tavola momento, rotonda. aspetti, mi interrompo solo perché mi devo fermare, ho un obbligo pubblicitario, ma poi ritorniamo per magari chiudere un po' questa discussione. Eccoci in studio, pochissimi minuti purtroppo alla fine di questo nostro incontro, crack che fare, e appunto con Francesca Di Giorgio parlavamo di bassa soglia, che sono appunto questi sportelli di ascolto, unità mobili, unità anche drop-in, insomma quello che poi si attiverà spero con questa RED. Se brevissimamente vuole fare una domanda, così veramente poi siamo in chiusura. Al dottore Brogna voleva chiedere. Sì, volevo sapere se i CPA di cui parlavamo prima avevano accesso alle persone momentaneamente irregolari. Dottore Brogna, Sì. ha sentito? Sì, ho sentito. Allora sì, può anche dare accesso alle persone irregolari, se però diciamo, ci sono anche delle situazioni di garanzia sull'identità di queste persone. Ma questo è possibile, ma del resto è stato possibile da sempre anche nei CERT, perché queste situazioni capitano frequentemente. Io quello che volevo dire è brava, ha fatto bene a sottolineare i centri a bassa soglia,
Del resto i comuni dovrebbero avviare dei drop-in, anche il dottore Fusari anticipava questo ulteriore argomento, dei drop-in e naturalmente le unità mobili, l'autotrecce sul territorio, gli screening per l'HIV, l'HBV, l'HCV, insomma tutta una serie di azioni che debbono essere concertate, stabilite assieme, anche con delle priorità. Però io dico questo, noi abbiamo una fortuna, io mi trovo oggi in un convegno nazionale sulle dipendenze patologiche. Quello che sta succedendo in Sicilia, vi posso assicurare che non sta succedendo nel resto d'Italia, perché abbiamo un'ottima legge che sta mettendo in moto tutta la macchina per fare sì, diciamo, che il problema delle dipendenze patologiche venga affrontato a 360 gradi, minori e adulti inclusi, e quindi io dico: organizziamoci e iniziamo a dare priorità, iniziamo a fare le cose. Benissimo, dottore Brogni, allora... A breve partiranno le 2 unità mobili. Benissimo. E a breve ci sarà un'ulteriore manifestazione di interesse per far entrare ulteriori soggetti nella rete. Benissimo, allora a questo punto noi ci diamo appuntamento fra qualche mese per capire come sta funzionando, se veramente si fanno passi avanti, come mi auguro e ci auguriamo tutti, insomma, perché l'emergenza droghe, diciamola così, più diffusa, è veramente qualcosa di estremamente pesante, soprattutto per tutte le fasce di età, insomma, a Catania, a Palermo, insomma, sta veramente colpendo tantissime persone e tantissime famiglie. Grazie ai miei ospiti, grazie a chi ci ha seguito, alla prossima. Grazie a lei, dottoressa Lazzara. Salve, grazie.